Per noi veneti questa resta la settimana definitiva, insomma, questi sono i giorni, diciamo, del trend. Avete visto le terapie intensive sono diminuite di altre 8 unità e non stiamo abbassando la guardia, stiamo ospitando anche pazienti da fuori adesso, abbiamo iniziato un po' da qualche giorno. Siamo felici e preoccupati. Siamo felici perché i dati ci dicono che il lavoro fatto dai veneti pesa sulla statistica, pesa sui dati, e quindi ognuno di noi può dire se ci sono stati meno morti in Veneto, lo si deve al fatto che tutti i veneti sono stati in casa, hanno rispettato le regole. Guardate che questo è un merito dei veneti, cioè noi abbiamo avuto sicuramente un blocco del contagio, preoccupati perché nel momento in cui si apre dovremo capire cosa accadrà per il virus. Il virus c'è. La Gran Bretagna è la dimostrazione palese di cosa succede quando tu non controlli niente, non tamponi niente, non isoli nessuno, e devo dire che va tutta la mia solidarietà. Io sono per il rientro di tutti i nostri cittadini veneti all'estero. Se tornano a casa io sono felice, che sia chiaro. Io non condivido la linea che si sta dando che tutti si stiano via. No, io sono perché si dia la possibilità ai nostri cittadini di rientrare. Guardate che a me chiama gente piangendo dalla Gran Bretagna, dagli Stati Uniti, non vi ho detto 2 paesi a caso, ci chiamano piangendo che hanno paura di ammalarsi lì, perché lì è finita.